Liceo Scienze Umane. E la prova di questa mattina come era strutturata? Avevamo 2 documenti, dovevamo commentarli, analizzarli, mettendo dentro anche le conoscenze studiate durante l'anno, e poi avevamo una seconda parte con 4 domande, dovevamo sceglierne 2 e rispondere. Quindi più difficile la seconda prova o la prima alla fine? La seconda. Per me la prima. Sì, perché poi la prima prova avevo un po' di difficoltà a scegliere tra tutte le tracce, qua bene o male avevi quei documenti, quindi ho scelto tra quelli. La pensavamo diversamente, che avessero anche temi diversi, invece è capitato un tema di più pedagogia, che però dentro aveva anche antropologia, sociologia, sui diritti umani e l'educazione democratica. Quindi un tema a sorpresa, mi sembra di capire. Sì, sì, sì. Quindi tra la prima e la seconda prova, quale delle due? Prima molto meglio la prima. Quindi la nota prima degli esami è stata quella appena trascorsa? Sì, decisamente, quello sì, è vero. Eravamo preoccupate ieri, però alla fine è andata bene e oggi non ce l'aspettavamo. Così. Nella media però ho trovato più facili le domande e un po' più tosto il tema. Avevate già fatto delle simulazioni, qualcosa del genere? Sì, durante l'anno ne facciamo solitamente 2, strutturate proprio come il tema di maturità, quindi il tema e le domande. Quindi facendo un attimo un confronto, meglio la prima prova o la seconda prova? Sicuramente meglio la prima, nel senso che è vero che è più lunga, c'è più da scrivere e magari anche quello è un po' più difficile, però secondo me è meglio la prima. Nel senso che comunque la prima non hai particolari cose da studiare, invece la seconda è più tosta sicuramente. E terza prova lunedì e dopo gli orali. E io parentesi sono la prima. Sinceramente no, non ce l'aspettavamo, ci aspettavamo più sociologia, invece era l'opposto, però dai siamo riusciti più o meno a fare. E ora, questo weekend, si riposa o si ripassa? Si ripassa perché lunedì c'è terza prova. E la temete? Abbastanza. Parecchio. Abbastanza sì, però poi è finita dai, manca solo l'orale. Liceo scientifico applicato. Questa mattina seconda prova con matematica, com'era? A noi ci è sembrata È stata difficilissima, almeno impegnativa, sì. Impegnativa sì, ma non difficile, non difficilissima. Alcune simulazioni erano un po' più toste, diciamo. Meglio i problemi o i quesiti? Quesiti. Molto meglio i quesiti. Molto meglio i quesiti. Sì. E in vista di lunedì, riposo o si ripassa? No, riposo. Si studia. Vado a casa a studiare. E un'altra domanda chiave, attenzione alla risposta. I professori vi hanno lasciato un po' copiare? No. Già Io non copio. Non penso ci abbia provato nessuno, che ha troppa paura. Sì, esatto. Un po' così. Forse c'è stato un professore che guardandomi mi ha detto boh, copia che è uscito dalla stanza. Però no. Si copia, dai, insomma, è giusto non copiare. Giusto? Sì. Questa mattina seconda prova, matematica ovviamente. Com'è andata? Abbastanza bene, sì, non mi lamento. I quesiti ti sono sembrati abbordabili? Sì, secondo me è fattibile abbastanza. Non li ho letti bene tutti, però quelli che ho fatto, sì. E invece il problema? Allora, il primo problema era molto lungo, però non penso fosse impossibile. Io ho fatto il secondo, che era un po' più corto forse, e diciamo che l'unico punto critico era l'ultimo punto, però ho avuto un po' un'illuminazione, quindi dai. E durante l'anno comunque avevate fatto delle simulazioni, immagino, quindi... Sì, una simulazione a maggio. E domanda chiave, in vista di lunedì, ci si riposa o si ripassa? Se si riesce si ripassa e se no riposa, insomma. I quesiti erano abbastanza fattibili, quindi abbastanza bene. Il problema era un po' più difficile, quindi un po' così e così. Ma poteva andare meglio, però sì, comunque abbastanza bene. No, il primo problema è appunto realtà modelli, come va adesso spesso in questi ultimi anni, però appunto quello era difficilissimo, nessuno l'ha fatto in classe nostra, infatti. No, nessuno. Invece il problema secondo era una funzione da studiare, più fattibile, comunque abbastanza tosta. Quindi in vista di lunedì con la terza prova, oggi studio o riposo? Prima un po' di riposo e poi si ricomincia a studiare. Sì. E c'è una materia che temete particolarmente? Scienze!
Più o meno bene, diciamo che 3/4 della prova sono riuscita a farla e speriamo bene. Quindi livello di difficoltà più o meno Era abbastanza fattibile, a parte qualche domanda richiesta, però era abbastanza fattibile, sì. E i professori? Occhi puntati? Puntati, sì, occhi puntati. Quindi avete fatto la prima, la seconda prova, in vista di lunedì, riposo o ripasso? No, ripasso subito anche. E sapete già qualcosa sull'orale, date? Sì, hanno già detto le date dell'orali, iniziano il 29 giugno e finiscono il 9 luglio. Quindi poi meritate vacanze finalmente? Sì. Era tosta, all'inizio mi sono un po' incasinato, però dai, verso la fine sono uscito un po', quindi ce l'ho fatta fare tutto, meno male. Secondo me era comunque fattibile, nel senso ci sono state prove più difficili secondo me negli anni scorsi, anche se comunque era abbastanza tosta. Quindi meglio i problemi o i quesiti? I quesiti. Quesito. Sì. E attenzione, domanda chiave, i professori hanno chiuso un occhio? Mi hanno lasciato un po' copiare? Beh, fin là. Potevano anche chiudere di più un occhio, comunque dai, qualche suggerimento c'è stato. Sì, ci si poteva confrontare poco, però se magari i risultati riuscivi a capire se erano corretti o meno. E in vista di lunedì, riposo o ripasso? Beh, oggi totale riposo, poi si ripassa un po', ma di sicuro non mi danno la vita. Non lo so, vediamo oggi pomeriggio come sto. Sarà dura però. E in terza prova c'è una materia che temete particolarmente? Scienze, sicuramente. Geometri. Quindi questa mattina seconda prova, di che materia era e com'è andata? Allora, la seconda prova era di estimo generale, essenzialmente economia, e non l'ho trovata particolarmente difficile, era in linea con quello che ci aspettavamo, anche se durante l'anno non abbiamo esattamente studiato tantissimo, era comunque fattibile, anche se non si aveva una conoscenza ampia, comunque avevamo il prontuario che ci faceva una specie di guida e quindi era un po', cioè non è che era difficile sbagliare insomma, ma non rimanevi là col foglio bianco essenzialmente. Sì, d'accordo. Alla fine 2 fogli protocollo ci sono venuti fuori, quindi andiamo via tranquilli fino a lunedì. 4, ma comunque. E i professori vi hanno un po' aiutato oppure no? I professori erano molto, chiaramente erano molto anti-parlare, non si riusciva a passare niente, ma qualche parolina girava insomma. E io che ero davanti ai professori non ci ho neanche pensato, ma comunque non credo che tu che eri più dietro, com'è che hai affrontato la roba? No, tranquillo, cioè se proprio avevi bisogno col compagno qualche parola la facevi, però anche i professori molto disponibili per aiutarti. Alla fine non era neanche necessario, non era complicatissimo. No, Ultima domanda, oggi riposo o ripasso? Decisamente ripasso. Sei scemo? Ma che? Come hai detto? Ma sì, studiamo al Piave, no? Gambe dentro e col libro di topografia. Mi sembra un ottimo compromesso.